provincia. Luca Zaia, 46 anni, veneto, sposato senza figli, laurea in veterinaria nel 98, è il più giovane presidente di provincia. Dal 2008 al 2010 è ministro per le politiche agricole nel quarto governo Berlusconi. Dall'aprile del 2010 è presidente della regione Veneto, il più votato e il più gradito fra tutti i presidenti, alla pari col toscano Rossi. Di lui si ipotizza un futuro da leader nazionale, lui nega, ma intanto dice ai suoi dirigenti: il programma da presidente lo voglio realizzare in 3 anni. La sanità è il suo fiore all'occhiello, però la sua ultima battaglia persa è stata la raccolta di fondi per il referendum sull'indipendenza del Veneto. Allora, Presidente, avete restituito i fondi raccolti, un buco nell'acqua. Insomma. Buongiorno, non un buco nell'acqua, era previsto un budget di 14 milioni di euro, non sono stati raggiunti. E dopodiché, visto e considerato che il referendum è stato bocciato in questa prima fase, li abbiamo restituiti. Senta, lei dice che farete il referendum sull'autonomia, quando? La Corte Costituzionale ce lo autorizza, per cui è un fatto possibile, democratico, e ovviamente stiamo preparando il quesito. Senta, lei dice che potrebbe essere dirompente. Dirompente perché? È un bel esercizio di democrazia chiedere ai veneti, perché non lo decide il loro presidente, ma lo decidono i veneti, se vogliono più autonomia oppure no. Senta, ma lei davvero crede che i veneti siano un popolo diverso? Io penso proprio di sì, anche perché abbiamo oltre 1100 anni di storia di Repubblica Veneta, anche perché in Veneto voglio ricordare che l'identità è un qualcosa di forte. 7 persone su 10 parlano e pensano in Veneto, tanto per fare un esempio. La Catalogna è il vostro punto di riferimento, no? Diciamo che abbiamo molti aspetti in comune con la Catalogna, e anche quello di natura giuridica e di rapporto rispetto alla Corte Costituzionale e quindi rispetto alla Costituzione. Senta, Presidente Zaia, ma Salvini è d'accordo con lei su questo punto? Assolutamente sì. Cioè ne avete parlato? Ma ne abbiamo parlato, però è altrettanto vero che la Lega poi, da autonomista e federalista, deve riconoscere l'autonomia dei territori. Ma per chi come Salvini vuole diventare leader nazionale, come fa a spiegare al resto d'Italia che il Veneto se ne va? Se il Veneto se ne va dipende dai veneti, e quindi non dipende da un partito, e il fatto che se ne vada, se dovesse fare il referendum, lo fa perché si può fare, e quindi è tutto legale. Vabbè, legale sì, però insomma politicamente è complicato da spiegare. Senta, a proposito